Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. La festa del crudo è la festa per antonomasia dei montagnanesi, perché il crudo dolce, ovvero prosciutto crudo veneto DOP, è nato nella città murata e qui ha la sua culla. Ed è geloso della sua unicità, tanto che il Consorzio Veneto, che comprende anche l'Euganeo e il Berico, è di dimensioni molto più contenute di quello di Parma e di San Daniele. Vi svegliamo un particolare di cui pochi sono a conoscenza. Uno dei primi imprenditori del Consorzio di San Daniele è stato un montagnanese che si è avvalso di maestranze della città murata, forti di una lunga e consolidata esperienza nel campo della lavorazione del crudo. Un vanto che non tutti conoscono e che si ritrova nell'orgogliosa festa giunta alla 13ª edizione, organizzata dall'associazione Proloco e che fin qui dalla sua venuta al mondo ha attirato un numero sempre maggiore di pubblico di buon gustai. E i buon gustai non hanno confini. Abbiamo scambiato due parole con alcuni turisti entusiasti della bontà del crudo di Montagnana. Vengo ogni anno perché mi piace. Campo San Piero. E vi piace questo prosciutto? Molto molto buono. Ma cercando avremmo scoperto che arrivano da tutto il nord e il centro Italia. Sì, anche dall'Emilia Romagna, patria del prosciutto di Parma famoso nel mondo, che sforna milioni di cosce mentre il Veneto ne produce circa 100.000. Però il minuscolo Consorzio Veneto, come farà notare il presidente Visentin, è cresciuto nel 2009, mentre quello di Parma ha risentito pesantemente della crisi. Grazie a questa manifestazione il Consorzio sta crescendo con un volume abbastanza interessante, perché si pensi che l'anno scorso abbiamo avuto un aumento del 4,9 in percentuale rispetto agli anni precedenti. Considerando le situazioni economiche e la congiuntura come va, per noi è stata una grande vittoria. Questione di numeri, ma oltre i numeri c'è l'indubbia bontà e la qualità con cui gli artigiani del crudo di Montagnana coccolano le loro cosce di maiale. Sarà anche un prodotto di nicchia, ma lo riconosce subito al gusto unico che si scioglie in bocca. È stato fatto un concorso dove sono stati abbinati due tipi di prosciutto ai vini DOC della provincia di Padova. Questo è servito a dare un'ulteriore dimostrazione del legame che c'è fra il territorio e i prodotti del territorio. È un prosciutto che ha una varietà e una gamma di sapori, di profumi e di gusti che trovare il vino che lo esalti ancora di più non è stato assolutamente facile. Direi che forse va bene anche da solo e con un goccio d'acqua, tanto è buono. Circa 150 persone sono qui che stanno lavorando come volontari, perciò è un piacere immenso proprio fare la festa del prosciutto, e quello che ci dà la forza per fare la festa del prosciutto sono proprio questi 150 volontari che alla sera, alla notte, quando hanno finito di lavorare, vengono qui per cominciare ancora a lavorare. Mentre Mauro Fantini, presidente della Proloco, sottolinea la partecipazione di ben 150 volontari, grande merito va ascritto all'Istituto Alberghiero Jacopo da Montagnana, i cui alunni si ritrovano elegantemente vestiti sia dietro ai chioschi di degustazione, sia nelle degustazioni guidate che quest'anno si svolgono nell'elegante cantina di Crediveneto. Il presidente di Crediveneto, Alessandro Belluzzo, spiega che l'istituto di credito ha sempre creduto in questa festa proprio per il suo essere legato al territorio. Stiamo parlando di un prodotto di eccellenza assoluta, il prosciutto è di qualità straordinaria e questa è una manifestazione che valorizza ancora di più questo magnifico paese, e ribadisco con grande orgoglio che abbiamo contribuito in maniera fattiva a far nascere questa iniziativa dagli albori, quindi sicuramente siamo molto orgogliosi del successo che sta avendo. In questa 13ª edizione non solo puntiamo a consolidare questo grande e importante risultato degli anni scorsi, ma fare di questa festa un momento di autentico traino anche per collegare le altre manifestazioni importanti che si sviluppano su questo territorio e che la Camera di Commercio sostiene da tempo. Qui su Montagnana con il prosciutto dolce io credo che abbiamo un prodotto di eccellenza che bisogna valorizzare, bisogna portare come momento promozionale di tutto il settore anche agricolo del nostro territorio padovano. Storia e tradizione che si mettono assieme, cultura in una città murata così importante come quella di Montagnana, che mette assieme
gli aspetti storici, ambientali di questo territorio con anche le proprie produzioni della propria terra. Quando c'è la partecipazione della Terracità, quando tutti contribuiscono in questa maniera, il successo sicuramente arriva ed è un grande successo che durerà nel tempo. Un progetto immediato, già ormai sulla carta, è la promozione del melone del Montagnanese, dove vede raggruppati nel direttivo tutte e 4 le associazioni dell'agricoltura di categoria. Questo è significativo anche per la volontà di tutte loro messe assieme per portare avanti progetti per lo sviluppo del nostro territorio.